Veneto, 7 milioni per rottamare i veicoli commerciali. Nasce da una proposta dell'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacini il nuovo bando per ottenere contributi regionali destinati alle aziende che intendano rottamare veicoli aziendali sostituendoli con mezzi a basso impatto ambientale. Il bando è stato pensato soprattutto per incentivare le micro, piccole e medie imprese che abbiano in Veneto la sede legale e che operino all'interno della regione a sostituire i furgoni e le auto aziendali ormai vecchie. Il contributo è a fondo perduto e a seconda delle dimensioni dell'impresa e dell'alimentazione del nuovo veicolo va dal 2.000 a 9.600 euro. Il bando è una tra le iniziative che rientrano nel piano area e a riguardo sono stati messi a disposizione 7 milioni di euro. La graduatoria sarà formulata in base alla tipologia del veicolo da sostituire e della sede dell'azienda. Ogni azienda potrà rottamare fino a 6 veicoli, 3 per ciascuna linea di finanziamento. Sarà quindi un'opportunità importante per le aziende che potranno così rinnovare il parco macchine con il primo scopo di togliere dalla circolazione i mezzi più inquinanti. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate dal 15 aprile al 14 giugno di quest'anno. In calce al servizio la mail a cui eventualmente potete chiedere maggiori informazioni. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.